Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, scusateci per le difficoltà tecniche e questo ritardo. Siamo subito alle principali notizie. Prime autopsie sui corpi delle vittime del naufragio del Basian a Porticello. La nave resta adagiata a 50 metri sott'acqua con 18.000 litri di carburante nei serbatoi. Nuova aggressione nel carcere Pagliarelli a Palermo. 3 detenuti del reparto di alta sicurezza hanno accerchiato un assistente capo colpendolo con calci e pugni. La denuncia dei sindacati. L'ente di ingrandimento della regione sul caso del chirurgo che operava all'ospedale civico di Palermo ma era stato radiato in Inghilterra per molestie sessuali. Degrado catanese, invasione di topi ennesima, i cittadini esasperati si rivolgono alla nostra linea WhatsApp, aiutateci, abbiamo i ratti in casa. A Montepò intanto imbarazzante degrado davanti al Vittorino da Feltre. Queste sono le reti che con la Brodo a Gela 2 guasti hanno lasciato senza acqua diversi quartieri. I cittadini esasperati hanno piazzato una cisterna in strada. A Trapani anche il cimitero rimane a secco e chi vuole lasciare un fiore deve portarsi l'acqua da casa. Calcio, Ros Pelligra torna a Catania e conferma il suo impegno personale e del suo gruppo per la crescita e per il futuro della squadra. Calcio ancora, solo un pari del Palermo all'esordio stagionale al Barbera contro il Cosenza finisce 1-1. Clamoroso al Trapani, la batosta interna con il Picerno costa la panchina all'allenatore Torrisi. Tesser tra i nomi per la panchina dei Granata. Bentrovati, scusate ancora per le difficoltà. Subito le notizie. Resta adagiata in fondo al mare di Porticello con il suo carico di carburante la Basian, la nave di lusso affondata il 19 agosto, mentre cominciano le autopsie sulle vittime e arriva la prima ipotetica ricostruzione dei minuti della tragedia. Maglio Viola. 150 km/h. Sarebbe questa la velocità delle raffiche di vento improvvise che hanno investito il Basian poco prima delle 4 del mattino del 19 agosto scorso. Raffiche di vento che avrebbero disancorato il veliero. L'ancora avrebbe arato il fondale per circa 300 metri. Il vento avrebbe spostato l'imbarcazione che così avrebbe offerto il fianco al downburst, il fenomeno del vento discendente. La poppa della nave sarebbe andata giù e il portellone aperto avrebbe imbarcato acqua dando il via alla catena di eventi che ha poi portato all'affondamento in 16 minuti. È la prima ricostruzione dell'incidente che ha causato l'inabissamento del veliero di lusso e la morte di 7 persone. Una ricostruzione verosimile ma ancora impossibile da verificare, almeno fino a quando non sarà recuperato il relitto e con esso il trasponder AIS dotato di GPS che avrebbe tracciato gli ultimi movimenti del panfilo. La nave infatti non aveva una vera e propria scatola nera. Intanto oggi è il giorno delle prime 4 autopsie dopo che sabato sono state eseguite le TAC sulle vittime. I primi a essere esaminati sono i corpi di Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth e poi i coniugi Morvillo, l'avvocato Christopher e la moglie Neda. Subito dopo le autopsie saranno eseguite sul corpo del magnate inglese Mike Lynch e della figlia diciottenne Anna e sul cuoco di bordo Recaldo Thomas, unica vittima dei 10 componenti dell'equipaggio, recuperato sul fondale vicino alla barca. Sotto accusa per la tragedia sono finiti il comandante neozelandese James Catfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio francese Matthew Griffith, che era di guardia in plancia la notte del disastro. Tutti e 3 sono stati raggiunti da avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Gli avvocati hanno già annunciato la richiesta di perizie tecnico-ingegneristiche navali e meteorologiche. Nuova aggressione nel carcere Pagliarelli a Palermo. La denuncia è dei sindacati. Ascoltiamo il servizio di Eva Spampinato. Il collega era da solo con 50 detenuti, quindi la differenza numerica ha fatto la differenza. I detenuti che hanno colpito il collega sono detenuti alta sicurezza 3, di origine Campani,
pugliesi, calabresi. L'ennesima aggressione tra le mura di un carcere siciliano è avvenuta ieri sera al Pagliarelli di Palermo, quando un assistente capo della polizia penitenziaria è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di detenuti reclusi in alta sicurezza che lo hanno colpito con calci e pugni nel tentativo di sottrargli le chiavi delle celle. Gli stessi detenuti pretendevano la cancellazione dei rapporti disciplinari perché molti di questi erano stati i promotori della protesta del 9 e 10 di agosto. Questa sezione è stata istituita per volere del Dipartimento contro le indicazioni della direzione, che non era pronta per poter accogliere questa tipologia di detenuti, di cui anche ci sono degli ergastolani. Il poliziotto è riuscito a dare l'allarme, ma ha riportato contusioni ed ematomi in tutto il corpo con una prognosi di 5 giorni. Troppa violenza e condizioni di lavoro poco sicure per gli agenti penitenziari, denunciano i sindacati, dalla UILPA Sicilia alla Consipe, che annuncia una manifestazione di protesta per il 12 settembre. Servono misure adeguate per contrastare questi episodi. Vuole registrare il fatto che l'amministrazione, il Ministero cerca di minimizzare tutte queste azioni violente che ci sono dentro le carceri, perché non è corretto mettere la testa sotto la sabbia. I fari della regione sul caso del chirurgo che operava al civico di Palermo ma era stato radiato in Inghilterra per molestie sessuali. Marco Gullà. Una storia che ha destato clamore e che continua ad ingrigirsi di particolari è quella del piccolo Cristian Trapani, morto a soli 7 anni nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale civico di Palermo il 6 aprile scorso. Come hanno più volte denunciato i genitori, il bambino affetto da cardiopatia congenita era comunque in buone condizioni ed è però deceduto dopo 3 interventi. È un'odissea durata mesi, una storia fatta ormai di tappe, forse anche di mala sanità, ma questo dovranno accertarlo gli organi competenti. L'ultimo capitolo di questa triste storia è legato alla radiazione dalla sanità britannica del chirurgo Fabrizio De Rita, medico bresciano a capo dell'equipe della chirurgia pediatrica del civico. Il chirurgo è stato radiato dalla sanità britannica perché accusato di avere molestato una collega e adesso l'assessorato regionale alla salute vuole vederci chiaro e soprattutto sapere se De Rita, quando è stato reclutato dall'ospedale palermitano, ha comunicato di essere sotto procedimento disciplinare in Gran Bretagna, fattore che avrebbe quantomeno messo in discussione la sua nomina a capo della chirurgia pediatrica del civico. Un altro aspetto oscuro di una vicenda assolutamente poco chiara. E poi la domanda che l'assessore Volo si pone è: perché operare per 3 volte piccolo Cristian cardiopatico dalla nascita non sono stati cardiochirurghi dal San Donato con cui il civico lavora in partnership? Domande che in questo momento non hanno una risposta. Catania, invasione di topi e anesima. I cittadini esasperati si rivolgono alla nostra linea di WhatsApp. Aiutateci, abbiamo i ratti in casa. Tonino De Mana. Qui a Nesima siamo invasi dai topi. Sono invasi dai topi che salgono dai tubi o dalle grondaie ed entrano in casa. Per loro un piano in più o in meno non fa differenza, l'importante è trovare cibo e soprattutto intrufolarsi da una finestra aperta. Numerosi quartieri di Catania stanno facendo i conti con un'emergenza igienico-sanitaria che deriva dalla proliferazione di topi grossi quanto gatti o conigli. Qui siamo a Nesima, dove in via Paolo Orsi e Nicola Dato assistiamo allo sfogo dei residenti che hanno contattato il nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Sono esasperati, alcuni convivono con i ratti, li hanno in casa da giorni. Io ho anche topo a casa, ha 3 giorni che c'è topo a casa e manco lei levato. Qua c'è un tappeto di topi, non si può stare. Cortesemente di sistemare questo buco che è stato fatto tramite quelli della spazzatura. Non si può stare, ci sono zanzare, mosche, topi a non finire. Siamo invasi i topi in casa. Quanti topi avete visto in giro? Morti. Gli enormi cumuli di spazzatura hanno indotto la ditta incaricata del servizio ad utilizzare mezzi meccanici, i cosiddetti ragni, con il risultato di sventrare i marciapiedi. Tane ben visibili, qualcuno ha gettato veleno per topi che, a giudicare dalle immagini, da noi volutamente sfocate, ha prodotto i suoi effetti con decine di carcasse disseminate sulla strada. Da Nesima ci spostiamo a Montepo, dove l'ingresso della scuola Vittorino da Feltre si presenta in condizioni di estremo degrado. I residenti del quartiere anche qui si rivolgono al nostro TG e dicono: siamo abbandonati. Tonino De Mana.
D'Anesima a Montepo, il passo è breve, ma il degrado che avvolge i quartieri periferici di Catania rimane imbarazzante. Siamo in prossimità dell'ingresso dell'istituto comprensivo Vittorino da Feltre e dell'alberghiero che tra pochi giorni riapriranno i battenti. In questo piazzale, oggi semideserto, tra non molto ci saranno centinaia di studenti accompagnati dai genitori. E se non verranno presi provvedimenti immediati, sarà un rientro traumatico e problematico, visto che davanti al fatiscente cancello c'è un fiume che scorre ed un'enorme e melmosa pozzanghera, ristagni d'acqua che richiamano insetti di ogni tipo, dalle zanzare alla temuta Vespa orientalis. Voi vedete che c'è una pozzanghera enorme, come posso io portare mia figlia nel farla attraversare per farla andare a scuola? Pericoli che arrivano anche dall'alto. Guardate l'albero, guardate il muro che sta per cadere, e qua è una situazione critica, di un degrado enorme. Io vorrei che le istituzioni si impegnassero a risolvere questa situazione. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005, altri invece ci fermano sul posto per denunciare il degrado. Sì, è un degrado completamente, perché qua non si può neanche camminare, come poi potete vedere voi. È attenzionato soltanto quando ci sono le elezioni. Servono risposte concrete e soprattutto immediate. La campanella che dà il via alle elezioni sta per suonare. A Gela adesso, dove due guasti diversi nel giro di una decina di giorni hanno lasciato a secco, senza acqua, alcuni quartieri della città. E così i residenti esasperati hanno posizionato una cisterna in mezzo alla strada. Geri Italia. Operatori ecologici e allo stesso tempo ispettori ambientali, autorizzati ad aprire i sacchetti della spazzatura nei quali, in barba ad ogni regola, viene gettato di tutto, ispezionarli e, come accade quasi sempre, risalire all'autore di quello che per la legge si configura come reato ambientale. La frazione di rifiuto indifferenziato conferito non correttamente penalizza tutto il ciclo della raccolta differenziata e alimenta il fenomeno delle microdiscariche abusive, soprattutto nelle grandi città. Così la GEMA, la società che si occupa della raccolta in varie zone di Catania, lancia una proposta al sindaco trantino. Vogliamo partecipare al decoro della città di Catania migliorando sensibilmente il dato della raccolta differenziata e la bellezza e il decoro del territorio. Per fare questo abbiamo immaginato di dotarci di agenti accertatori che potranno affiancare la polizia municipale con potere sanzionatorio in caso di conferimenti scorretti. Attualmente solo gli agenti di polizia municipale possono ispezionare i sacchetti ed eventualmente individuare l'autore del reato ed elevare sanzioni. Sulla scorta di quanto accade già in altri comuni, invece, la società propone al sindaco di formare il personale interno all'azienda per assumere il ruolo di agenti accertatori ambientali. In questo modo non solo si potranno rafforzare i controlli, supportati dalla polizia locale, ma si potrà anche assumere nuove unità dedicate allo scopo. Sul fronte raccolta cenere vulcanica, intanto la GEMA comunica che il piano di spazzamento straordinario proseguirà fino al 7 settembre. L'amministrazione comunale invece ricorda che la presenza di auto parcheggiate in alcuni tratti non consente ai mezzi meccanizzati di effettuare correttamente lo spazzamento, per cui si raccomanda ai cittadini il rispetto dei divieti di sosta apposti 48 ore prima del giorno fissato. Il servizio di Luca Ciliberti ci ha fatto vedere come gli operatori ecologici chiedono al sindaco di Catania di poter elevare anche loro le multe. Adesso andiamo a Gela, come dicevamo prima, due guasti hanno lasciato interi quartieri della città a secco e così i residenti hanno messo una cisterna in strada. Geri Italia. Due guasti diversi nel giro di una decina di giorni di distanza l'uno dall'altro hanno lasciato a secco diversi quartieri della città. In alcune zone niente acqua dai rubinetti per oltre 20 giorni, neppure durante i turni previsti in calendario. I disagi sono enormi e così alcuni residenti hanno addirittura posizionato una cisterna anche in strada nella vana speranza di riuscire a avere l'acqua nonostante la bassa pressione. Chi ci difende a noi cittadini? Ho fatto 10 lavate che me l'ha fatto mio fratello e mia sorella, perché non lavavo da quasi 15 giorni. Siamo messi proprio male, perché con bambini piccolini, senza acqua, non si può andare avanti. Più turni saltati, nottate fatte con i motorini per tirare l'acqua, ma l'acqua non arriva mai. Siamo proprio messi male. Oggi i guasti sulla rete sono stati entrambi riparati, l'erogazione è ricominciata, ma per i quartieri rimasti a secco il ritorno alla normalità richiederà ancora qualche giorno. Il motivo lo spiega il sindaco Terenziano Di Stefano, che in questi giorni ha mantenuto un confronto continuo con Caltacqua. C'è un sistema che ovviamente non è stato concepito per avere dei blocchi e quindi quando c'è una rottura di una tubazione di Siciliacque come quella di circa 10
giorni fa. Anche quando Caltacqua dice che si sta ripartendo con la fornitura idrica, ovviamente non è realtà, o meglio non avviene in quel preciso momento, ma la reale ripartenza avviene, o nella normalità si avrà solo dopo 10-12 giorni. Caltacqua stamattina ha comunicato i nuovi turni di distribuzione, si riprende con l'erogazione a giorni alterni, almeno fino alla prossima rottura. Già. Ha ragione, così a Gela. A Trapani invece anche il cimitero rimane a secco. Chi vuole lasciare un fiore si deve portare l'acqua da casa. Laura Spanò. Un fiore fresco sulla tomba dei propri cari, un gesto di memoria e di affetto che diventa impresa impossibile al cimitero di Trapani, dove l'acqua non c'è. Chi vuole lasciare un fiore deve anche portare l'acqua da casa. Il problema si è presentato più volte nei mesi scorsi. Di fronte alle vibranti proteste dei cittadini in visita ai defunti, l'assessore Giuseppe Laporta ha dato disposizione per l'acquisto di un nuovo motore e rifare l'intero impianto idrico, ma con i tempi soliti della burocrazia. In passato qualcuno aveva avanzato la proposta di posizionare un autobot dinanzi al cimitero per fare in modo che quanti si recano al Camposanto possano utilizzare quell'acqua piuttosto che portarsela da casa. C'è anche da dire che spesso, quando l'acqua c'è, la gente dimentica di chiudere le fontanelle lasciandola scorrere per ore lungo la strada. Tra poco per il calcio gli impegni per i rossazzurri, la squadra rossazzurra di Ros Pelligra, e poi il pareggio del Palermo e il clamoroso esonero dell'allenatore del Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, la conferenza stampa in città del presidente del Catania Pelligra, servizio di Francesco Triolo. Ho il desiderio di fare bene in questa società, di dedicare le mie risorse economiche e tutte le mie energie in questa club, in questa squadra, ma anche alla città di Catania che amo, nella quale ovviamente ho, come ben sapete, delle origini che vengono da queste parti. Ros Pelligra alza il velo sui dubbi e conferma l'impegno personale del suo gruppo nel futuro del Catania. Il presidente della società è tornato in città, si è concesso qualche ora di relax a Taormina e poi si è rivista al Massimino in occasione dell'allenamento a porte aperte. Oggi la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione societaria dopo le difficoltà di mercato accusate in estate, un problema che ha condizionato il mercato con il club rossazzurro che non è riuscito a formalizzare per tempo i tesseramenti dei nuovi giocatori. Pelligra, a precisa domanda, ha risposto così. Si trattò di questioni burocratiche relative alle garanzie che sono state prodotte in Australia. Oggi posso dire che stiamo lavorando in maniera positiva verso la raggiunta dell'obiettivo. Purtroppo si è trattato di un rallentamento, che è stato causato dai consulenti che lavoravano con noi in Australia, e devo ammettere che oggi questi consulenti non lavorano più con il mio gruppo, con noi. Abbiamo lavorato nei confronti di quelle che sono le garanzie per fare sì che la situazione si rasserenasse. Niente, qualcosa non ha funzionato, però abbiamo risolto e sicuramente dobbiamo continuare a fare bene anche in futuro. Una conferenza stampa che arriva a poche ore dall'esordio casalingo del Catania questa sera al Massimino contro il Benevento, una gara che mette di fronte i rossazzurri già contro una delle avversarie più quotate del girone. Finisce 1-1 tra Palermo e Cosenza. Marco Gullà. Non è stato un esordio casalingo col botto, il Palermo non va oltre il pari al Barbera con il Cosenza 1-1 e rosanero che non riescono a bissare il successo di martedì scorso ottenuto allo Zini di Cremona. Di Fumagalli e Di Mariano le firme di un match comunque divertente, ricco di occasioni ma che lascia tantissimo rammarico alla formazione di Dionisi, ancora troppo imballata e con poca cattiveria sotto porta. Tornano Insigne e Brunori dal primo minuto, la gara è frizzante, il Palermo ci prova prima con Ranocchia e poi con Di Francesco, ma entrambi non hanno fortuna. Fumagalli intanto fa le prove per il gol e su assist di Dorazio colpisce il palo. Trema il Palermo che però subito dopo ha la grande palla per il vantaggio. Ranocchia per Blen e più di un rigore in movimento, ma Micai compie un miracolo. Al 40° avanti i calabresi, un errore di Ceccaroni regala la rimessa al Cosenza, dalla destra Cervo mette al centro, Fumagalli stoppa e tira al volo 0-1. Nel
Nel finale di tempo Brunori spreca ciabattando la palla del possibile pareggio. Ripresa, entra Pierozzi per Lund. Dopo un minuto Palermo subito pericoloso, tiro di sinistro di Brunori, Micai non si fa sorprendere. Dentro anche Henry e Basic, il Cosenza tiene il campo e rischia poco, anzi riesce quasi a segnare il 2-0. Dionisi chiede ai suoi di ragionare, Segre ad un passo dal pareggio, fucilata diretta all'angolino e Mazzocchi sulla linea di porta salva il risultato. 79esimo, entra Di Mariano e dopo qualche secondo arriva il pareggio. Insigne in mezzo proprio per l'esterno palermitano che corregge in rete e 1-1 esplode il Barbera. Minuti finali, gol annullato sempre a Di Mariano, poi al 94esimo Insigne alla palla del vantaggio ma tira in curva. Finisce così un pareggio che smuove la classifica di entrambe e che fa più contento il Cosenza. È stata una partita vincente, una partita fino alla fine giocata da entrambe le squadre con le loro caratteristiche. Il nostro rammarico è non essere passati in vantaggio, abbiamo creato veramente tante occasioni, però i ragazzi sono stati bravi nel rimanere in partita. Clamoroso a Trapani, salta l'allenatore Franco Cammarasana. Delio Rossi, Attilio Tesser, Roberto Boscaglia e Fabrizio Castori sono questi i nomi che in queste ore circolano per la sostituzione di Alfio Torrisi alla guida del Trapani. Il tecnico catanese infatti in nottata è stato sollevato dall'incarico dal presidente Valerio Antonini. Nettamente favoriti secondo le ultime indiscrezioni sarebbero comunque Tesser e Castori, il primo con un curriculum invidiabile di promozione in Serie B, il secondo altrettanto ma col vantaggio di conoscere la piazza trapanese. Già ieri sera col silenzio stampa del dopopartita e le luci della sede sociale accese fino a notte si ipotizzava una decisione drastica. Troppo male infatti il Trapani contro un Picerno che, dopo aver dominato l'Avellino la settimana prima, ha pagato con la stessa moneta il Trapani, impallinando la corazzata granata che è affondata sotto gli occhi di 5.000 spettatori che si attendevano ben altro dopo la dispendiosa campagna acquisti operata dal presidente. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.